Allora, oggi qui all'Hot Corner sono molto felice di avere Francesca Andreoli. Prima di spiegarvi bene qual è il momento della vita di Francesca Andreoli come produttrice, devo dire che questo è un momento in cui ci si riposa. Ma no? io ho Che uno bisogno dice, di riposo, "Oh, sono nel adesso è il posto momento giusto." di... Allora Francesca, produttrice di Vermiglio, dopo l'ovazione di ieri, che emozione è stata? Enorme, enorme. Ma ti anche aspettavi perché... una cosa del genere? No, no. Allora, questo è forse il film a cui ho lavorato di più intensamente, con una costruzione produttiva veramente importante e complicata, e ambiziosa. Ma anche quello che senti più tuo? Sì. Forse sì. Sì, forse sì. E quindi sarei falsa se dicessi che non avevo aspettative, ma questa già la notizia del concorso a Venezia comunque insomma. È stata già quella grandiosa per, purtroppo lo devo dire, una regista donna, l'opera seconda, una casa di produzione in realtà nata da poco, perché tanta esperienza prima, però Cinedora è nata da 3 anni. Proprio in occasione tra l'altro del film di Maura, perché Maura è anche socia della cioè società. come la Reggiana in Champions League praticamente. Perfetto, dai, possiamo perfetto. sintetizzarla così. Perfetto, e le aspettative sono state abbondantemente superate, sì, sì. E l'emozione è stata... Tra l'altro quanti minuti di applausi? Perché qui c'è 11 minuti. Sì, 11 purtroppo minuti. ci ha superato Pedro con 17, vabbè, però Pedro glielo concedo. Pedro possiamo esatto, concederlo, visto esatto. che viene a Venezia da lontano Certo. 88. Mi sembra abbia fatto un film molto bello, io ancora non l'ho Poi visto. con quelle due però, attrici lì, insomma. Sì, esatto. Senti Francesca, qual è stata la parte più difficile produttivamente parlando di Vermiglio, di Maura? Maura è un'attrice, secondo me, di un grandissimo talento, con una preparazione enorme. È una visione specifica. È una visione molto specifica e nel suo lavoro è maniacale. Quindi lei guarda ogni dettaglio, ogni inquadratura, ogni taglio, deve essere tutto perfetto, e per raggiungere questa perfezione, direi chirurgica, ha bisogno giustamente di calma e di tempo e di un impianto produttivo dietro che la sostenga, che in qualche modo la guidi. Tempo che spesso però non si ha. Non c'è, invece questo tempo noi gliel'abbiamo concesso, e quindi siamo partiti moltissimo tempo prima con i sopralluoghi, con la ricerca delle location. Maura è stata sul suo territorio. Beh, perché poi Maura è bolzanina, no? Sì, è bolzanina, esatto. E poi c'è stato un tempo quasi infinito anche di ricercatori e poi di preparazione degli attori, un anno di prove. Infatti l'altro giorno abbiamo avuto qui all'Hot Corner Alessia Barella che ci ha raccontato del suo mestiere quasi da tutti insieme appassionatamente con i ragazzi. Assolutamente, perché questi ragazzi erano perfetti, che non erano preparati, ma non però, erano esatto. preparati, cioè incarnavano esattamente quelle facce, quei movimenti, quella presenza di cui avevamo purezza che esatto. Ma guarda, banalmente uno dice, c'è una scena in cui una delle sorelle tiene una gallina in braccio, dici vabbè, che ci vuole a tenere una gallina in braccio? È impossibile. Bisogna saperlo fare. L'attrice Rachele l'ha fatto perché lei a casa sua ha le galline, è abituata a quel mondo, è abituata a questa interazione con gli animali, è un altro mondo rispetto a quello che viviamo noi cittadino, assolutamente. Tra l'altro un mondo poi che negli ultimi anni sta acquistando sempre più valore, no? Perché se ci pensi, solo 40 anni fa c'è stata la fuga, 50 anni fa, in cui si diceva che bisogna... Adesso c'è questa cosa. C'è un ritorno, ed è un mondo senza cellulari quasi, senza tablet, senza social, cioè i bambini in Italia... Senza pressione anche sociale, no? Assolutamente, assolutamente. È pazzesco. Senti Francesca, dov'eri quando avete saputo che eravate in concorso alla mostra? Ero, mi pare, a Roma, mi pare a Roma, e felicità massima, solo che eravamo anche in ballo con Cannes, dove avevamo già ricevuto un invito in una sezione, non un'ufficia, alla Semaine de la Critique. E quindi stavamo aspettando una risposta anche dal Certains Regards. E quindi io dicevo, porca miseria, adesso cosa facciamo? E quindi alla fine avete scelto voi? Abbiamo scelto Venezia perché era una vetrina. Tra l'altro avete scelto una delle Venezie che degli ultimi 30 anni forse la più era una vetrina imperdibile, era un invito poi... che non si poteva non poi anche accettare. per Maura, insomma, una regista italiana in concorso è significativo. Sì. Cosa hai imparato da Vermiglio?
come produttrice? O quante cose? Ho avuto delle conferme in realtà, ho avuto la conferma che è importante secondo me costruire i film insieme ad altri produttori di altri paesi, quindi io sono una grandissima sostenitrice Perché delle Vermiglio coproduzioni. È una coproduzione trilaterale tra Cinedora Italia, Charade Francia e Versus Belgio. Ok. Quindi noi siamo Cinedora al 70%, 20 Francia e 10 Belgio. E secondo me le coproduzioni sono un bacino estremamente fertile di idee, opinioni, proposte, ci si confronta, un bacino anche dove attingere a dei talenti. Noi abbiamo avuto come direttore della fotografia Michael Crickman, direttore della fotografia di Loveless, Leviathan, e confrontarsi anche con culture diverse. Esatto, che poi è anche quello che era il cinema, ricchezza, no? Cioè, è una ricchezza. abbattere i limiti. Senti, il passo successivo adesso da produttrice qual è? Dopo... Cioè comunque questo è un punto... Ci siamo abituati troppo bene, quindi... Cioè, non può essere un punto di arriva, ma sicuramente è un punto da segnare sulla storia della casa di produzione. E l'asticella adesso è molto, insomma, alta. Quando vai in Champions poi... Sì, sarà difficile mantenere alta l'asticella, però ci proveremo, abbiamo già diversi progetti, perché poi un altro socio di Cinedora è Leonardo Guerra Seragnoli, regista, oltre che produttore. Certo, quelli fece gli Indifferenti pure, lavoravi. Assolutamente, e quindi abbiamo 2 progetti suoi in sviluppo, insomma, che speriamo di portare avanti. Devo dire che io sono abituato a lavorare non con calma, però con tempi, cioè dare tempo al tempo, giusti. Si dice, esatto, quindi la Come Vermiglio, cioè come il tempo. Vermiglio, esatto. Grazie mille Francesca Grazie Andreoli, a voi, noi ti seguiamo. Grazie a voi. Grazie Ottimo, mille. Grazie.